ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Bentrovati a Brescia in tavola, che puntatona questa, cara Federica, che cosa ci racconti? Oggi prepareremo nosetto alla zucca, buonissimo, velocissimo e facilissimo. Sì, sta calma, allora, sì. Mo che l'ho. Sì. Allora, la nostra secca, la ciappon, la tagliamo ok, la mettiamo in una teglia e la foncheser. Poi, mo che fa ridere, che è il mio giornato. Poi, quando l'è cotta, schison la polpa e la mettiamo in una intelligentissima terrina, capace. Capace, sempre più capace. Ok, la schison bene con una forchetta, amalgamiamo il pagratate, il formaggio, il sale, il pear, la sete, Sì. anche le spezie e quindi anche il latte. E quando che se la fa? Avanti. Metti l'acqua con le bolle del San Giot, Balander! Che cosa mi viene? Ma il San Giot! Io so mia cosa è il San Giot! Ma che bontà! Ma che bontà! Senta, signor Nicola, qui c'è l'interrogazione sul dialetto, è il San Giot. È il San Giot, più o meno in che ambito stiamo? Ma stiamo parlando di cucina, di mangiare, San Giot. Magari si mangia un po' in fretta. Ah, il singhiozzo. Il singhiozzo. Lei dice che è il singhiozzo? San Giot. San Giot, ma cos'è? Ha a che fare col cibo. Col cibo? Se mangi tanto, magari un po' di fretta, t'ave il San Giot. O San Gios. È qualcosa a che fare con qualche problema di pancia? È il San Giot, signora Erminia. Cos'è? Il singhiozzo. È il singhiozzo, è il San Giot. Io mi credevo un santo protettore. Non è di San Faustino, di San Giuseppe. Sì, anche perché poi se dovessimo tirar fuori tutti i santi, anche un po' meno, più volgari di Brescia. Sì, a Brescia di solito abbiamo un santo noi che ci protegge, che gira su tutte le bocche. Molto utilizzato dagli automobilisti. Dai, Alena, slunghi la zucchera lì. Scusa, come sarà il Paul Santa Brescia? Lascia stare, dai che lo conosci. Beh, sai il- Sì, te lo dicono in tanti, dai. Ma- Piuttosto, a proposito di santi bresciani, santo protettore dei gemelli. San Someo, Bravo, santo protettore delle buche. San Sampelo Sì, brava. e Sì, il va avanti. protettore è il To? Che- È il To del Non c'è patrono? San Carlo, Borromeo. non c'è. Someta al Diseme, Cos'è? San Buc. Eccola là. Dai, non avanti mangi. con l'osetto, dai. Se ne riace a amalgama, mettiamo la nostra adesso con amalgama B fino a ottenere un impasto abbastanza sostenibile. Sì, E il mettiamo in una teglia da forno benuto, de bottero. benuta. Dopo benuta. Cospargiamo in superficie del pagratat che mi ha ansate e qualche risulì de botter, giusto per far dare una bella doratura e qualche chigianato di latte. Se il dente ben dorato e il mettiamo in fuoco in 180 gradi finché è dommia che è bello dorato. Bello dorato. E il nostro nosetto Alla zucca. è pronto da servire. Alla zucca. È buono. Com'è la doratura? Doratura. Doratura. Così, la doratura. Ma Dio, mamma, se l'è bella. Va bene, questo era il nosetto alla zucca. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima. Vi saluto Federica appena la vedo. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in Tavola sul sito internet bresciaintavola.com.